famiglia di oggi lasagne con fior di latte, besciamella e un bel ragù di carne macinata, pirofila, un cucchiaio di besciamella e un cucchiaiello di ragù. Carne macinata, mischiate la besciamella con il mestolo di salsa, poi iniziamo a mettere la prima sfoglia di lasagna a crudo, qualche tocchetto di besciamella, un po' di salsina, mischiamo, parmigiano reggiano al sofforno, ecco qua, troppo buono, e un po' di fior di latte, io li ho tagliati a fettine così sottile. Adesso un'altra sfoglia di lasagna e man mano finché non si è riempito tutta la pirofila. Qua io ho fatto tutti gli strati, adesso per ultimo ci metto la besciamella senza sugo, solo besciamella bianca, un po' di parmigiano sopra e adesso in forno a 180 gradi per 25 minuti, 25-30 minuti. Ogni tanto io tra da un occhio. Eccola qua, la mia lasagna è pronta. Assaggiamo e assaggiamo. Vi viene anche a voi la voglia di fare la lasagna? Scrivetemi nei commenti.